Siamo in collegamento col sindaco di Nuoro, Andrea Soddu. Ciao Andrea, benvenuto Buongiorno, ciao Maria Antonietta. su Tele Sardegna. Noi oggi ti vogliamo chiedere di dirci com'è la situazione a Nuoro in questi giorni, insomma, di emergenza, come ha risposto la popolazione a questa emergenza e che cosa ha fatto il comune di Nuoro proprio per darci una mano a superare questo momento critico. Sì, innanzitutto buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori e ai cittadini. Il Nuoro si è preparata da prima del 9 marzo rispetto all'emergenza nazionale e si è preparata innanzitutto preallertando il centro operativo di coordinamento della protezione civile e chiamando qua nell'aula consiliare le associazioni di protezione civile, la polizia locale, l'ATS e tutti quelli che sono i componenti e le risorse umane che debbono fronteggiare un'emergenza del genere coordinandosi tra di loro. In secondo luogo abbiamo fatto uno stanziamento speciale di 60.000 euro dal bilancio comunale per far fronte a tutte le esigenze che sono dipendenti e conseguenti alla gestione dell'emergenza. Poi abbiamo attivato, cosa molto importante perché è il fattore più importante raccomandato ai comuni, abbiamo attivato un ufficio di comunicazione apposito che seguirà per tutto il periodo della emergenza coronavirus la comunicazione con le testate giornalistiche e soprattutto su Facebook e gli altri strumenti informatici. Questo perché nelle fasi cruente della protezione civile l'informazione alla comunità è il fattore più importante che un Certo, anche comune per deve gestire. tranquillizzare comunque le Sì, persone che insomma del resto siete un punto di riferimento per la cittadinanza. certo, si è fatto sia per tranquillizzare che per informare e devo dire che le misure che abbiamo adottato, sempre in totale accordo con la prefettura, con la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Forestale, con le associazioni di protezione civile, con l'ATS, con la Regione, con la Presidenza della Giunta regionale e col Dipartimento di Protezione Civile, sempre agendo insieme, le misure che abbiamo adottato sino a oggi ci consegnano una città che sta tendenzialmente rispettando le regole, sta rimanendo a casa, ha compreso bene qual è la gravità della situazione e vuole risollevarsi, vuole rinascere, vuole una rivincita, ma questa rivincita sa che la deve aspettare stando a casa e magari cogliendo l'occasione, come ha detto ieri in una dichiarazione su Facebook il nostro sindaco dei ragazzi Carla Carboni, da poco eletta, sarà l'occasione per ritrovare un po' i valori della famiglia, per guardare dei film insieme, per studiare in maniera diversa con il computer per quanto riguarda i ragazzi, per fare dei giochi di società, per guardarsi dentro anche come persone, come famiglie, come comunità, per avere più tempo per la riflessione, per la lettura e magari per dedicarsi a quelle cose che di solito non possiamo fare perché non abbiamo mai tempo, perché stiamo sempre correndo, chi per a una velocità, chi a un'altra, ma sempre correndo. Certo, tra l'altro poi avete preso anche delle precauzioni, diciamo così, per quanto riguarda proprio la città. È partita la sanificazione delle strade, che io sappia, quindi insomma anche da questo punto di vista Nuoro è una città più sicura. Sì, allora Nuoro, anche se questo non è stato richiesto dalle autorità sanitarie, Nuoro ha deciso comunque di procedere alla sanificazione delle strade, delle piazze, partendo dai punti più sensibili, cioè quelli con una maggiore frequentazione di persone storicamente, da estendere a tutta la città, una sanificazione che viene fatta dalla nostra società E-Comune SRL, quindi una società pubblica, capitale pubblico, che è capitanata dal comune, interamente partecipata dal comune, che è quella che si occupa dei rifiuti. In poi abbiamo proceduto a delle misure molto
stringenti anche a livello della struttura del comune, che comunque ha oltre 200 dipendenti, per cui è già questa una comunità. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo innanzitutto limitato del tutto gli accessi agli uffici comunali. Tutto ciò che è possibile fare mediante email o mediante telefono viene fatto così per limitare la presenza di persone in comune e che queste persone escano di casa. Poi abbiamo messo in ferie tutto i dipendenti che potevano andare in ferie o in congedo secondo quelle che sono le normative entrate in vigore in questi giorni, il resto del personale invece sta lavorando in linea di massima con lo smart working da casa, dalle proprie postazioni informatiche. Ci sono dei dipendenti che comunque che continuano a venire in comune per garantire i servizi essenziali. Ecco, a tutti i dipendenti dell'amministrazione comunale e delle società controllate, della Biblioteca Sebastiano Satta, del Consorzio Universitario, di ATP e di E-Comune SRL, va il mio personale ringraziamento è quello dell'amministrazione per quanto stanno facendo per garantire i servizi essenziali, perché la vita pubblica e non solo la vita pubblica ma anche la vita privata, naturalmente anche in questa situazione contingentata di sicurezza, va avanti e si deve sapere che i nuoresi hanno un comune presente, un sindaco che anche oggi è in sala consiliare a disposizione della comunità per cercare di dare delle risposte che siano delle risposte diciamo foriere di un sollievo alle mille asperità di questi giorni, ma il maggiore sollievo si avrà se le persone rispettano il comandamento di rimanere a casa e uscire solo ed esclusivamente per cose necessarie. Questa è una raccomandazione che facciamo proprio di cuore, ne va della salute di tutti. Tra l'altro anche oggi a Nuoro ci sono diversi punti in cui ci sono, diciamo così, dei presidi sia dei vigili urbani sia dei carabinieri, comunque delle forze dell'ordine, per cui insomma possiamo dire che Nuoro è presidiata anche per la salute di tutti. Ecco, io ti chiederei a questo punto di chiudere questa breve chiacchierata proprio rivolgendoti ai cittadini di Nuoro che comunque possiamo dire che stanno osservando le prescrizioni. Sì, beh, cari cittadini, viviamo un momento della storia del paese e della nostra comunità, si può dire a livello mondiale, molto difficile e nuova, che magari le nostre generazioni non avevano mai visto e conosciuto. Abbiamo un rimedio però, una specie di strumento di resistenza, che è anche una prova di sapienza, una prova di saggezza e di forza da parte della comunità. Il rimedio è quello di rimanere a casa il più possibile. Sappiate che questo comandamento in linea di massima viene rispettato, ma ci sono alcuni che escono per motivi futili. Ecco, questi sappiano che stiamo facendo dei controlli molto stringenti e che al giorno in media nel territorio della prefettura di Nuoro le forze di polizia locale e le forze dell'ordine insieme conducono circa 1500 controlli al giorno. Solo a Nuoro per ieri ne hanno fatto solo la polizia locale oltre 130 controlli. Questo significa che chi viola le regole verrà sanzionato, e verrà sanzionato perché è un interesse pubblico che rimanga a casa e che si rimanga a casa il più possibile. Cerchiamo quindi di trasformare questo momento in un momento di crescita personale, familiare e sociale e vedere il lato positivo, che è quello: più rimaniamo a casa oggi, più rimaniamo a casa adesso e più in fretta usciremo da questa situazione. E consentitemi di chiudere questo intervento, questo saluto graditissimo da parte di Tele Sardegna, con un ringraziamento a tutti i medici, gli infermieri, il personale sanitario che combatte in prima linea nel fronte più difficile per dare una risposta efficace e una risposta proprio di frontiera a questa grande emergenza internazionale della pandemia. Per cui a loro veramente un ringraziamento da parte della nostra comunità.
Noi ringraziamo te per essere stato con noi, per questa breve chiacchierata, insomma, anche per rassicurarci e tranquillizzarci. Magari, insomma, ci risentiremo da qui a breve, nella speranza che possiamo dare delle notizie, insomma, un po' più positive. Intanto grazie per la tua collaborazione e grazie Grazie a anche te, Maria Antonietta. ai telespettatori di Tele Sardegna.